Ecco la Torre Giorgione di Castelfranco Veneto, e se in futuro diventasse così? Una campagna shock, quella ideata dall'amministrazione comunale della città. Sulla torre è stato posizionato un banner che mostra quale potrebbe essere il futuro delle mura se al più presto non si intervenisse con un'opera di restauro. Questo banner potrebbe anche diventare realtà, perché le nostre mura, che sono il simbolo di Castelfranco Veneto, hanno oramai 800 anni e in alcuni punti, anche se l'occhio non può cogliere tutto, hanno delle criticità che ne possono seriamente compromettere la struttura. Questa è la torre nord-ovest, questo è il danno reale, non è un banner. Nello stesso grado si trova la torre di sud-ovest, che è messa come questa. L'impatto visivo fa subito capire in quale stato si trovino le mura. In alcuni tratti della cinta i vecchi restauri hanno causato dei danni alla struttura. Questa è la torre del conservatorio e a causa dell'umidità il rischio di crollo potrebbe interessare una zona più vasta della torre. Noi abbiamo interessato tutte le istituzioni, dal Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, il Ministro dei Beni Culturali, ricordando loro che c'è una legge dello Stato che obbliga la conservazione dei beni culturali. Quindi o ci sbloccano il patto di stabilità e interveniamo con soldi nostri dell'amministrazione comunale, o devono intervenire loro. E i cittadini si stanno mobilitando con una raccolta firme che coinvolge le associazioni culturali e i comitati frazionali per sensibilizzare le istituzioni su qual è lo stato delle mura di Castelfranco Veneto.